La nevicata fuori stagione che ha imbiancato il Grappa, il Cansiglio e Pian delle Femmine ha costretto la provincia a far scattare il piano neve. 5 mezzi hanno lavorato per tutta la notte per liberare la rete viaria oltre i 400 metri di altitudine, dove si è formato una coltre di circa 20 centimetri di neve. Il piano era pronto a essere attivato in base alle previsioni meteo che annunciavano possibili precipitazioni nelle zone di montagna. Le ditte incaricate di occuparsene erano state per questo allertate e si erano preparate ad affrontare lo sgombero della neve e la messa in sicurezza delle strade del comprensorio interessato dalle fitte precipitazioni, che hanno offerto uno scenario insolito a metà aprile. Le operazioni di pulizia delle principali arterie stradali sono iniziate ieri sera e sono proseguite per tutta la notte. Oltre allo sgombero e allo spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio, i mezzi in azione hanno restituito strade in sicurezza fin dall'alba di oggi, consentendo la normale circolazione. La guardia nei prossimi giorni non verrà però abbassata. Il meteo continuerà a essere monitorato così da essere pronti a intervenire in caso di necessità.